scrivo un bottone qua, aspettiamo un fiato, e allora, gente, buonasera a tutti. Prima vorrei ringraziarvi a voi che si presenti stasera, desde che partecipa a questi nostri seminari, incontri che viene fuori durante tutto il periodo del corso di Lingua Veneta, del progetto Lingua Mare, è un'arte essenziale a cui chi vuole sviluppare il Veneto, che fa una vera lingua di prestigio, diciamo così. E anche avvicinarsi alla cultura, della storia delle comunità venete. In tel Brasile al foresto, devo ricordarvi sempre che Cofa Veneti assomiglia un popolo della terra solche, ma sì un popolo di diverse nazioni. E così avremo da far sentire la ose di tutti i veneti in tel mondo e il più rilevante che ste ose le sipie ascoltai noi italiano o portoghese, spagnolo o inglese, ma che le sipie ascoltai in lingua veneta, la lingua che la dignerta la nostra identità. Adesso vorrei ringraziare anche il dottor Edoardo Crivelli, professore alla Benemerita Università Autonoma de Puebla, in Messico. Lui che è rappresentante della comunità veneta Cipillo e che viene a fare a soparlada sull'immigrazione veneta in Messico. Un argomento assai interessante, devo pensare che siamo tutti membri di comunità faseste da immigrati veneti, un po' no, altri del Brasile, lui del Messico, lei è una ciacqua, diciamo così, dei fradei emigrai, no? Dunque, dottor Edoardo Crivelli, devo salutarti da bravo amico, te dago lo spazio da parlare e buona ciacola a tutti. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qua. Grazie a Fernando che mi ha invitato stasera a parlare qua con voi. Allora, mi ho portato qua una ciacola per fare a voi tipo una lezione, piccola ciacola, che so che ciacolei mi piacerebbe anche se voi avete qualche domanda o le dire qualcosa e potete fare la domanda. Allora, prima arte che volevo dire che mi ho una ciacola che forse è una scianta diversa da quella dei Boatri. Che sarà, non so, qualche parola, se non la capisce, potete fermarmi e domandarmi senza nessun problema. E dopo, ben, mi ho portato allora stasera una ciacola sulla emigrazione, merita a Fernando che era la ciacola per studenti, mi ho parecchiato tipo una ciacolona di quella dell'università, onde che spieghi un po' anche per capire, no, come che si è fatta questa migrazione veneta in le Americhe, soprattutto in Messico, che è al caso di studio che ancora è presente e onde che mi sono, no? Allora, miei bisnonni, gli arrivati in Messico nel 1882 e da allora si è fatta una comunità qua in Messico, che le donne che mi sono e la parlata che mi ho, che è questa che la buon portata di generazione in generazione fino al didenco. Mi sarei la quinta o la quarta, quinta generazione, una sesta in Messico. E bene, allora per un'altra arte, dopo ho studiato, ho fatto l'università, adesso sono professore nella università. Beh, allora mi fai i corsi di relazioni internazionali, di sociologia e io ho portato quella qua un po' sociologica per capire come che si capisce anche la migrazione. Allora adesso provo a condividere con voi me schermo. Se sono buono. No. Dobbiamo fare la prova prima. E ecco. Va bene. Allora là in teoria se vedrò là, Sì, perfetto, su devo vedere. se vede la presentazione, sì. Ok. Bon, allora cominciamo da ciacola qua di stasera, Veneti in Messico. Bon. Allora, questa è
qua ho messo il mappa dell'Italia, il mappa del Messico, più manco per capire dove che sono. Si vedono qua, aspetta, fai questo grant, così un po' meglio. Va bom. Allora, possiamo vedere qua, no, sto punto qua, onde che si è fondata Colonia qua, adesso mi spiega un po' tutta la storia, come chi è arrivati, perché chi li ha chiamati, ma quel che vuol capire ora che è una migrazione che è del 1882, e qua con il presidente del Messico e il re d'Italia, no, che praticamente è qui che ha fatto questo accordo per la migrazione. Bon, la caratteristica allora che abbiamo qua di questa comunità qua è che dopo più di 130 anni ancora si continua a parlare la lingua veneta, se continua a avere la cultura, no, del mangiare, i modi di fare, i modi di dire, e anche le attività produttive se le continua a portare avanti, anche se ha passato più di 130 anni di questa migrazione. Allora, questo è il nome di questa comunità qua, che si chiama Cipilo. Tutti direi è una comunità veneta, ma ho lo dire che è Cipilo. Cipilo è una parola in lingua indigena qua del Messico, che è il Nahuatl. Allora, quando arriva i veneti qua in Messico, già questa parola qua, o il posto, già si chiama così, no? Era le haciende, no? Haciendas in spagnolo, le facendas, mi pare che si dice in portoghese, no? Allora l'azienda di San Diego Chipiloc, che era il nome del posto, e dopo si chiama Cipilo, no? Per la lingua indigena. Ed è quella il nome di questo posto qua. Allora, mi qua deporte, dopo questa introduzione qua, un po' di riflessione per capire come è la migrazione. Dopo ti spiegherò questo caso qua di Veneti in Messico, le conclusioni e un po' di riferimenti. Bon, allora, la prima arte che vuol capire sulla migrazione è questo, no? Prima, quando ti dico prima, sono devo parlare degli anni 50, no? E i sociologi, i studiosi della cultura, i studiosi dell'emigrazione, di tutte queste arti qua, che sono tutti i primi gli stati degli Stati Uniti, no? Americani, che studia come che arrivano questi migranti, no? Non so, tutti abbiamo visto dei film onde che sempre che n'è una famiglia di migranti che arriva a New York e la fa la sua vita, eccetera, eccetera, no? E là la cata Nantri, non so, si vedono pellicole, film tipo che arriva migranti italiani, si cata con gli irlandesi, gli ebrei, non so, di altre parti dell'Europa. Allora, quei che studia queste arte qua, riesco a capire come che funziona questo, no? Allora lui aveva l'idea, no? O quel che sia sempre credeste, che è un'idea, anche qua, o non cavarvi un po' questo mito qua, che è di capire che la migrazione è sempre lineare, no? E quando dico lineare, vuoi capire che ne tre passi per la migrazione. Secret, diciamo, per dire perché secret, perché adesso vedrei come che quello non le verano. Ma la credenza è che prima arriva il migrante, no? Dopo i suoi fiui, si fa una minoranza etnica e dopo viene una assimilazione, si perde, no? I nonni gli italiani, i figli gli italo-americani, o diciamo italo-messicani, italo-brasiliani, e dopo i neodi già i sarei brasiliani, messicani, americani, eccetera, no? Questa è la credenza, ma la che vedo anche in tutto questo che ne è sempre, non è così facile, non è così semplice, perché ne è sempre dentro l'economia, la lingua, la politica, la cultura, che le ha da vedere come che si dà questo processo qua. Non è un'arte automatico, non è un'altra arte. Allora qua, pensando che la ciacola è per studenti, eccetera, mi ho fatto qua una specie di riassunto di queste teorie, no? Che le parla della immigrazione, e scominciò con questa idea qua, un'idea del 1800, no? Quando chi idea conquistare l'Oeste, Frederick Turner, no? Scomincia con questa idea della vittimizzazione bianca. Questo è importante perché? Perché se crede che i migranti, no? Sempre pensando negli Stati Uniti, no? Pensai ai film dei cowboy,
si pensa sempre che arriva i bianchi e che la popolazione che là è sempre contraria, no? le aggressiva, la fa danni, e allora quel che ha tutta la vittima è sempre il migrante, no? Così comincia a pensarsi la migrazione. Allora, qua torna un'idea interessante, perché lui diceva che come chi andava camminando sti coloni che arrivano là del Far West, no? Andava camminando all'ovest, andava cattando problemi nuovi. Allora lui diceva problemi nuovi, soluzioni americane, usando da Drio sempre la forma di vita europea. Quella anche era importante perché lo voleva dire che gli americani già non erano più europei, già era un'arte diverso, era americani, no? E questa idea qua ancora, nel dire ancora, tanti capiscono sì la migrazione. Dopo, come qua Thomas Sanienski, gli ha cominciato a studiare i polacchi che arrivano dagli Stati Uniti, gli ha visto che non era così facile, no? Che non era certi valori, certe forme di vita, certe arti che sti polacchi ancora gli aveva e portava in America e non si smenteggia mai. E allora si comincia a fare le storie di vita per vedere come questi polacchi erano integrati o assimilati entro gli Stati Uniti. Dopo, in anni 20, ha avuto l'idea qua dell'uomo marginale, no? E diceva, il migrante sarà sempre marginale perché non è adattato alla società dove arriva. E allora i suoi fiui, e qua è interessante, i suoi fiui sarà sempre marginali, gli marginalizzati perché non si cata, non sa parlare la lingua, non ha la cultura, non ha la forma di vita al posto dove arriva. Sempre in questa idea qua, no? Stonienski diceva che dopo questo si fa ancora pedo quando si missia, no? I figli dei migranti, quando si missia con dente del posto. Allora le missie le fa sempre conflitto, perché non è più né da una parte né da quell'altra. E già entro di sé tutto un sistema di valori che finisce fando conflitto alla persona e alla società, no? Era come che si pensava che era peligroso anche a fare queste missioni, allora voleva sempre mantenere come gruppi etnici puri, no? Va bene. Dopo William Ford White ha fatto un studio interessante su una comunità italo-americana là a Boston, e lui diceva no, ma aspetta, quando ne conflittono, che ne una logica interna del gruppo, perché diceva, guarda, qui hai i marginali, gli emigranti, che ne anche la mafia, di quei che anche fasciste, no? La che parlò qua anni 30-40, e allora diceva, quei gol tenerli sott'occhio, no? Gol tender, che diceva, William Ford White andava a studiarla, dice, no, ma aspetta, quando gli è pericolosi, no? Quando non è che sia fuori del posto, è che lui ha una logica interna, lui si capisce, sa chi che lei è parte del gruppo, chi che no, e come chi fa i rapporti con questa gente qua. Allora, quello è interessante perché la crepa un po' con queste idee qua che il migrante o che il figlio del migrante ha sempre qualcosa di male, no? Anche Irving Childs, che anche al fa un studio sui italo-americani là negli Stati Uniti, arriva all'idea di che, i migranti, i figli di migranti non viene in arte né quell'altro, viene in arte in mezzo, ma non è in arte negativo, no? È in mezzo positivo, perché ciapa al bene di tutte le culture, no? E dopo che ne questa idea qua dell'assimilazione lineare, che è quella che contai prima, che là è una delle teorie più forti della migrazione, onde che si pensa che, allora, arriva il migrante, i figli è un gruppo etnico e i neodi o i discendenti già sarà del posto onde che arriva. Dopo da una critica a questa assimilazione lineare, perché Herbert Gans in 60 comincia a vedere che non è sempre così, che ne comunità che le 3-4 generazioni e ancora le seguita mantenere i valori, la cultura, le tradizioni della terra dei suoi nonni, dei suoi bisnonni. Allora là passa qualcosa. Samuel Huntington questo al critica, no? Questa idea qua, no? Di quei che non si integra, quei che non si assimila. E soprattutto perché Huntington, se qua vedono del 2004, studia soprattutto la migrazione del sud al nord, soprattutto dei messicani o dei latini, no? Tutta America Latina, negli Stati Uniti.
E allora dice, ma qua non è un problema, perché se non entri no phone che sta dentro qua, la si integri, dopo avrà un problema. Da qua un po' gli Stati Uniti parlerà spagnolo, no? Lui vede questo come un problema. E allora lui punta allo Stato che vuol che al rafforze sempre queste arte qua per far che si integri sempre i migranti, no? Attraverso le scuole, attraverso la politica, altre arti che aiutela. Beh, questo è anche un po' polemico e neanche discussione, ma beh, mica il caso è qua. Allora, anche nel 2000-2004, anche un po' prima, Alejandro Portes e Rubén Rumbaut, e già questa idea qua che le donde che mi parte, donde che ho per fare questo studio qua che è presente, che lei ha un'idea di, erpo, il migrante non si assimila al 100%, non si integra al 100%, ma si integra in te segmenti, no? È un'assimilazione segmentata, in te TOC, diciamo. Si integra a toquet, se può integrare in l'arte culturale, ma non si integrerà mai in l'arte linguistico, ad esempio, o può essere chi perde la lingua de suo padre e de sua madre, ma in mantiene una cultura o all'ora di lavorare entro le attività produttive, eccetera. Allora si integra, no? O si assimila sempre in te segmenti. Qua dopo Feliciano, qua Weldinger, si domanda si è vera che questo è sempre così. Non sempre è così, ma bene, quelle le discussioni che se può farle al di con, no? Che più manco qua mi decate qua un panorama di come capire la migrazione o come che teoricamente sia sempre capire la migrazione. Bene, allora mi parte di questa idea qua dell'assimilazione segmentata. La teoria qua è interessante perché la parte de 5 arti qua, no? La prima, vuol studiare per capire come che si integra il migrante, la società di partenza e quella derivata. Dopo, vuol capire come che si fa le famiglie, le reti familiari e sociali, no? Già sia da onde chi è partiti e onde chi è arrivati. Non è stesso che arrivi un a che arrivi una famiglia o che arrivi un con una famiglia o con amici al posto di migrazione, no? Allora la cambia l'arte perché viene di più dente che ti aiuta e allora l'assimilazione la sarà differente. Dopo la da vedere anche l'educazione e la relazione con lo Stato, no? La gente l'è studiata, non l'è studiata, eccetera, no? Si partecipa in politica, se no, e allora là anche dipende dall'assimilazione. Dopo l'economia, il sviluppo produttivo locale e la cultura, no? E allora qua la domanda, no, che si fa è qual è quel che fa che si considera migranti a persone che non ha mai migrato, no? Come noi altri, pensi che anche altri, sempre i gedis o inedis, più che altro, no? Gli italiani, no? O fioide migranti, o gli discendenti dei migranti, sempre che sta carica e valorativa qua di dire che tu sei mai del posto, no? E questo è interessante. È interessante perché quella vuol dire che non è stata un'assimilazione lineare, sino che è un'assimilazione ad hoc, perché ancora tu hai differenze culturali, linguistiche, economiche, sociali, eccetera, che ti differenzia da altre persone. Questo non è che sia un'arte negativo, no? Può essere un'arte anche positivo, perché sempre le persone, figli di migranti, eccetera, ha valore e cultura differente a quei di altre persone della sua generazione, che magari non li ha o magari li ha persi, no? Allora, entre tutto questo, quel che più manco o non capire. Allora, adesso che conte come che è stato qua all'arte, ma prima volevo farvi vedere un'arte, no? E allora, l'idea di sto lavoro qua che ho fatto, questo mi l'ho presentato come è stata una ricerca che avevamo fatto, bene, me e la mia professora, che tra l'altro era da Santa Catarina, là, del Brasile, solo che ella non era discendente di Venetino, ma era discendente di Calabresi, no? Seconda generazione di Calabresi là. E allora, bene, abbiamo fatto sto lavoro qua. È interessante perché
la che dicono che queste teorie qua, no, accademicamente parlando, le niente del nord, le niente degli Stati Uniti. E le teorie che anche le operano in Europa adesso per capire un po' che passa col mondo arabe, no? Che arriva dentro dell'Africa, dentro dei paesi arabi a vivere Europa, no? E dopo che ne so fiui che non perde mai questi valori, eccetera, eccetera, no? Dopo che ne, non so, tipo qualche un attentato terrorista e i vede che le persone che lo fa non è nista del Marocco, non è nista dell'Arabia, alle gente francese, no? Inglese, spagnola, che già iena se là, no? E allora vuol capire perché che ancora hi ha questa cultura qua. Bene, allora, ti arte qua, che diciamo così in generale, alle per capire che queste teorie qua le fate per capire come che è una migrazione da sud a nord, no? Dei paesi poareti ai paesi siori, no? E allora come che arriva e si integra, non si integra. Dei no bianchi, diciamo così, no? Tante virgolette, ai paesi bianchi, con tante virgolette. L'interessante allora di questo loro qua, Aleccia, parla la teoria e metterla per revés, no? Capire come che è la assimilazione o la integrazione dei bianchi nel paese dei non bianchi, no? Dei italiani, veneti, tra tante virgolette, di un paese più sviluppato a un paese manco sviluppato, no? Allora, lei anche questionare un po' se questa idea qua della teoria la funziona per tutti i casi o si sol che è praticamente ideologia, no? Che la serve solo che per far vedere come che certi gruppi non si integra mai e dopo alla fine si evita di essere visti come qualcosa marginale o qualcosa che è mal, no? Che è negativo. Quando che qua possono vedere, quando che fanno al revés, possono vedere come che il processo è anche positivo. Bon, allora mi parte con la società di partenza e quella derivata, no? Per capire la seconda parte qua della ciacola, allora, che la tan da vedere come che è la società onde chi arriva e di onde chi dà, no? Allora, questa è la mappa del Messico, no? Tra 1881 a 1882 si ha fatto 7 colonie italiane, quello che italiane, la maggior parte era venete, ma anche ne ha di altre parti dell'Italia, no? Del sud, in altre parti, quasi tutti erano veneti, ma ho fatto così per non avere problemi con le specificità. E allora, qua, quel che voglio capire qua è perché la società di partenza è quella di Rivada. Al Messico la una situazione particolare con la migrazione. Se non altri vedono o altri che se la do vedere in Brasile che ne sta tanta migrazione, no? In Argentina, Uruguay, posti di forte migrazione anche agli Stati Uniti, e mentre il Messico no, non è mai stato un paese di tanta migrazione, o se conosce poco o non si sa quasi niente. Perché? Perché il Messico l'ha cominciato col piede storto al processo di migrazione. Perché col piede storto? Perché se, non so se voi altri sapete o avete sentito che il Texas, no, fa parte del Messico e tutto qua al nord del Messico, no? Allora, quando che i messicani gli cominciato queste idee di portare migranti, no? Migranti europei, soprattutto guardando l'esempio degli Stati Uniti che l'ha detto svilupparsi, guardando l'esempio dell'Argentina, del Brasile, eccetera, gli ha detto, bene, ma non altri non vuoi portare questi migranti qua, perché è più facile, sì, perdon la frontiera a quei che la chi arriva qua dagli Stati Uniti, no? Che la chiccata a terra, perdon la frontiera, con chi se cade qua, e allora vanno già praticamente qua immigranti, no? Il problema è che questi migranti qua, gli era anglosassoni, non gli era cattolici, gli era, parla inglese, allora noi siamo a integrare alla società messicana, no? Del tempo. Anzi, si ha indipendenza, no? E cerca di fare la indipendenza e allora dopo, tra problemi politici che qua non fanno
tanti dettagli, ma problemi che Messico e Stati Uniti si hanno indipendenti dal Texas e il Messico, dopo una guerra, la guerra con gli Stati Uniti, l'ha perso praticamente tutto il nord del territorio. Allora, IAS comincia col pie stort al processo di migrazione. Dopo, a questo gol Don Targhe che nel 1862 no, i francesi già invadest Messico, no? E anzi già messo all'imperador Maximiliano di Habsburgo, Parantemp, come imperador de Messico, no? Tramite i messicani più conservatori, quei liberai, che era di rognarsi, e gli ha dato imperador. Allora, nel 1865 i paravia sto imperador, i paravia i francesi, eccetera, eccetera. Allora adesso gli aveva un problema, no? Dopo, quando è comincia la migrazione a finale dell'Ottocento, col chiamare migranti, ma non può essere spagnoli, perché? Perché dopo tutta una storia di colonizzazione di spagnoli in Messico e chi li aveva caparati via, no? Allora non poteva essere spagnoli. Non poteva essere francesi perché li aveva appena parati via, no? 1860, gli aveva finché fanno imperadori francesi, no? Allora quel non si poteva neanche francese. Da un'altra parte, no, perché gli aveva visto che quei cattolici, quei che non erano cattolici, quei che erano protestanti anglosassoni, che non parlava la lingua, gli aveva tirato via tutto il nord del Messico. Allora restava quei manco cattivi, per così dirlo, no? O quei che restea gli era italiani. Perché? Perché italiani gli erano latini, gli erano cattolici, gli erano agricoltori, no? Parlava una lingua somigliata, e aveva una cultura più somigliata a quella messicana. Allora si è aperto il processo qua di migrazione come una specie di esperimento, diciamo, di provare a vedere che passa, no? E si ha fatto 7 colonie controllate, no? Questa si chiama migrazione assistita, che arriva ai coloni, non è che arriva lui sui, no, i compra il biglietto per arrivare a Messico, le colonie avevano un certo numero di persone e al governo gli dava le ferramente per lavorare la terra, le terre che le vendeva e genera sempre la dente del Messico del governo, no? che le vedeva che andasse tutto a posto. Allora è stato un progetto abbastanza controllato. L'ultima di queste colonie qua, che la SIE, quella di Cipilo, no? Che è quella che arriva all'ultimo, è anche quella più grande e aveva una caratteristica differente a quelle altre colonie, che quelle altre colonie arrivava ha pensato italiani, tutti italiani, che faceva allora, non so, un calabrese con un bellunese senza nessun problema insieme. Ovviamente quelle persone là, che non le si capisce neanche a parlare, la linea d'Italia, ma una linea del nord, una del sud, non gli ha mai fatto comunità. A Cipilo quasi tutti in linea dello stesso posto, no? O dei paesi per intorno. Allora già si conosceva da star la via, si conosceva le famiglie e gli ha fatto subito comunità. Allora, quella più grande, quella che aveva una lingua somigliata e quella che ne ha anche del posto, no? Allora è stato facile fare comunità. Questo è interessante perché allora la società di partenza, che era quella italiana, era una società già integrata e quella derivata è stata una società che non è stata, diciamo, cattiva, non è stata ostile, non è stata sì, la LIA Ciapadi ven, no? Perché gli era praticamente, tra tante virgolette, invitati a fare queste colonie. Tra questo è differente da altri posti dove i migranti gli gente che noi li ho, no? Perché viene a rubare i lavori, viene a tirare via le terre, viene a fare questo e quell'altro. Allora, quella la da vedere anche con la integrazione. Bene, per capire un po' come che è state una volta che gli arrivati, come che è state te red familiare e locale qua mi ho fatto queste grafiche qua, no? Onde che vedono, e come che gli i gruppi d'età di quei che gli è arrivati, no? Qua ogni anno, al manco 10 anni che arrivano gli italiani, i passea le liste, no? Ogni anno i passea una lista per vedere quanti migranti che n'era, quanti fioi che aveva fatto, eccetera, eccetera. E allora qua possiamo vedere la prima lista che è quella del 1882, che de 0 a 14 anni avevano 216 persone, de 15 a 64 avevano 340 e de più di 65 solo che 12. Allora, quella che vedo che era
al grosso della dente praticamente era quella che laurea, no? E era dente che laurea e con i fiui, no? Becci quasi non ne arrivavi. Dopo si vedono questa lista qua, 6 anni dopo, è interessante perché i vecchi praticamente gli era dati tutti, scusa, ne so che 3, e aveva cresciuto ovviamente la popolazione qua, no? Quei che in età de lavoro. Ma più o meno qua si capisce anche allora che tipo di dente che arriva, no? L'età che chi aveva imparato a Italia, no? O in Veneto, e come chi ha portato questa cultura qua avanti. Questo è importante perché non so, si era arrivato tipo de più giovani, forse si aveva perso de più arte culturalmente parlando, la lingua, eccetera, perché no, non perché si è manco, ma perché aveva manco da imparare manco, no? A starla via a dire. Allora, questa popolazione qua, che entre i 15 e i 64, la ne fa vedere che si può smantenere anche per quello. Allora, più manco qua mi fai vedere l'ultimo censo che le do 2010, i dati del 2020 che l'ho appena fatti, gli devo tirarlo fuori, per quello ancora non l'ho messo qua, ma più o meno vedo come che la cresce questa popolazione qua. Al dire in co, più o meno al paese che la che parla, che si chiama Cipilo, no? Che le donne che sono qua, gli è 3.500 abitanti, no? Questo è anche l'interessante, che non è stato più dopo un'emigrazione dopo, è stato un unico gruppo che è arrivato nel 1882 e che si chiama Mancenese, praticamente l'unico gruppo fin al dire in co, no? Metton qua che si è cambiato un po', ma più o manco questo, no? Come che è andato crescendo. 3.500 persone al dire in co. Bon, de onde erano inizi questi migranti qua? Qua possiamo vedere che in questa zona qua, no? Tra Treviso e Belluno, no? Praticamente questa zona qua, che quando che si vede il cercolo qua rosso, qua che l'ho fatto più grande, e si vede quale variante al Veneto, no? Per farvi capire un po' che si parla qua a Cipilo, vedo allora che quasi tutti in questa zona qua, no? Che la chiamata, o la chiamano in Italia, la vallata del Piave. Questo è il Piave, al fiume là, qua a Belluno, Feltre e Treviso, no? E allora noi sono qua praticamente al confine tra Belluno e Treviso. Politicamente il confine, no? Manca linguisticamente. Allora è qua che ne è variante un po' del trevisan e soprattutto del bellunese. Per quella forse la mia parlata è un po' diversa a quella di Boatri, no? Pensando che Vicenza sarei dopo di qua. Beh, o da un'altra parte, no? Treviso forse. E allora la parlata corretta comunemente che dice che è il Bellumat, no? Quel che si parla, ma questa zona qua sarei sarei al dialetto veneto bellunese del Basso Feltrino, no? Teoricamente, che sarei al Basso Feltrino, questa zona qua. Bon, allora questi i gruppi, le famiglie, le rivali, soprattutto questi 4 paesi qua, e gli ha fatto per qua. Quel che si parla allora qua a Cipilo, e che succede anche là in Brasile, in altre parti del mondo, nei migranti, è un fenomeno linguistico che si chiama de coinè. Il coinè vuol dire che è una variante dialettale che è più forte, in questo caso qua non si parla con la variante del Segusino, che è il paese qua, che è donde de più dente, no? De più migrante, e dopo de donton parole degli altri posti, no? E allora noi parlon, per dire un esempio, so che le maldito questo, ma per capirlo così, no? Parlon al 90% o l'80% de segusinese, che è quasi stesso, ma dopo donton qualche parola de Quero, qualche parola da Feltre, qualche parola da Belluno o anche da Treviso, no? E allora la struttura è una, codo 3 parole dontate là intorno, ma praticamente le segusinese, no? Bon, per capire questo, no? Dobbiamo capire come chi in del Veneto, no? E come chi è arrivati. Ma adesso voglio capire
come onde che gli arrivati, la società onde che gli arrivati, qua che ho messo sto mappa qua, no? Che le, onde che si parla praticamente al Nahuatl, che è la lingua indigena qua, diciamo, prima che arrivassero gli spagnoli, in Messico, no? No, altri sono qua a 15 minuti, no? Sarà 10 km da Cholula, che è onde che nella piramide, dopo si cate là che nelle internet, che le foto della piramide, quando che veniva a catarme che porta là alla piramide che è turistica. Boh, non sono 10 minuti di qua, no? Allora, per farvi capire, sono praticamente nel core della parlata Nahuatl, no? E anche etnicamente, no? Dei paesi Nahuatl. Perché al governo messicano, no? Nel 1881, con questa idea qua di che i bianchi, no? La gente bianca era il motore del progresso, il motore della modernità, io le ha impiantarli, no? Apposta in questa zona qua per vedersi se mi sia, no? Se mi sia con la gente locale e allora per vedersi se fa più progresso, no? Più modernità, tipo negli Stati Uniti, come che passa in Argentina, il sud del Brasile, eccetera. E allora non è per caso che il Cipilo si è fondato in mezzo di popolazione della lingua nahuatl, no? L'era anche fatta apposta. Ma quel che non ha capito le autorità o quel che fa questi progetti qua è interessante, perché allora, voi pensate che rivesti Veneti qua che ne parla Veneto, no? In Veneto è specifico, in Veneto è una zona che è quella di Belluno, che vi ho mostrato. E dopo il rientro in una zona specifica, no? Dove si parla questa lingua qua, quel che ha passato è che ne uni parla Veneto, nei Nahuatl qua parla Veneto, nei Veneti parla Nahuatl. Allora, ieri stati sono separati anche linguisticamente, differenziati linguisticamente, e per quella si è fatta anche un senso di comunità più forte. Forse, no, forse sì, sti Veneti li aveva messi in una terra che non fosse stata, non so, più parlante di spagnolo, come che lei più vicino al spagnolo al Veneto, forse è stata anche più facile l'integrazione, anche chi si smenteghesse della lingua, no? E qua, per farvi un esempio, no? De mette qua l'esempio, la prima qua che vedete è la parlata in Nahuatl, no? Che vuol dire basicamente onde che non parlano sempre la nostra lingua, no? E per fare l'esempio, vedete qua come che si dice in Nahuatl, no? Caniti, guajal, ma non so neanche a dirlo, non sono neanche capace di dirlo. In spagnolo. Volia di mandarti se ti si buon da l'eser la lingua. Non so neanche onda dirlo, ma in spagnolo è più somigliano, si ve più somigliante, donde vayamos, hablemos siempre nuestra lengua, no? Boh, onde che donne parlano sempre la nostra lingua. Ovunque andiamo parliamo sempre la nostra lingua. Beh, vedete qual è un po' più somigliante. E allora che è stata una specie di isolamento anche linguistico con questi migranti, no? Che gli arrivati qua. E dis, allora, qua è nel mito, no? Perché non è anche tanti miti, tanti arte veri, tanti miti, ma beh, parte del mito è che le prime due generazioni, no? Italiani o i veneti e i soffioi che gli arrivati, no? Gli ha imparato a parlare spagnolo, no? E siamo in cinese parlando veneto, e anzi, quei che aveva i negozi, no? Che aveva messo i primi negozi o che faceva, non so, al fauro, che parecchia al ferro, quel che faceva qualcosa che l'aveva da vedere con la gente locale, gli ha imparato prima a parlare al nahuatl, no? Che a parlare a spagnolo, no? Ancora qua, di quei vecchi che sa parole in nahuatl, chi parla in nahuatl, no? Qua anche lo strano è che dopo le popolazioni di qua paratorno le assade parlare al nahuatl perché erano viste come in arte dei poeti, in arte dei manco, dei indigeni, senza prestigio, invece il veneto che è una lingua europea, diciamo, no, più manco, eccetera, tutta la storia che la di Riose, e io sento una specie di orgoglio, no? Orgogliosi di parlare questa lingua, no? E mentre i locali aveva vergogna di parlare la lingua dei suoi nonni. Allora, è anche strano là perché uno ha perso la lingua, adesso non parla più,
qua per attorno, quei che parla i vero i vecchi, ma già quasi nessuno lo parla più, e qua ci pilo se si evita a parlare la lingua veneta qua. Poi qua, allora io fa un esempio, no, che era delle interviste che ho fatto, no, per Torsu qua per spiegare come che è un po' la missia, no, entre arte messicani, arte veneti, eccetera. E allora qua è una femmina di terza generazione, da che parla una persona che ha 70 anni, no? E la dice o la ne ha di questo, no? Mia nonna è morta, ma mia nonna sì lo conoscesta, no? Legnista d'Italia, quando che aveva 3 anni. Le aveva le sue cotolette italiane, al fadoletto in la testa e i zocui. I zocui era de pal, la parla champurreado, no? Champurreado è una parola qua nahuatl, che vuol dire praticamente misiano. Il champurreado è come una specie di bevanda col cioccolato, no? Allora, come chi lo misia, si può dire anche che un'arte champurreado quando si scrive misia. Allora, la parla champurreado, no? Perché la parla tanto in dialetto, ma al messicano non la sapeva parlarlo tanto. Dion ogni sera parella di John sul rosario in latino, perché all'era Paternoster in latino, Ave Maria, grazia plena, dominus tecum. Ben, la lei come che la te lo conta, no? Ma allora è interessante qua vedere come che quel che arriva, no? Che la di sua nonna non la parla neanche al messicano, ma dopo sta femmina qua la dice la missia parola in nahuatl e dopo la sanca parola in latino. Allora immaginate anche là la confusione linguistica, tanto per farvi vedere un po' come che era l'arte, o come che è l'arte. Qua un nome di quarta generazione, sarà nome di 50 anni, no? Lui dice, a me mi piace parlare cipilegno perché è rapido, no? Cioè, se la domanda perché che parla cipilegno, perché è rapido, no? Mi piace parlarlo perché si sente bello, è rapido. Non mi piace perché sentirlo non separa il spagnolo. Per quello non mi piace, no? Interessante anche questo. Non separa il italiano, è un po' differente. Ma mi piace parlarlo perché è quel che tu te comunica con la tua famiglia. A lei parlare così con la tua famiglia, no? A lei è bello parlare così con la tua famiglia. Allora qua anche vedo come che ne sta sempre questo conflitto qua tra la lingua, capirla, parlarla, che la si somiglia, che non si somiglia, o come che la gente la apprezia, no? La lingua. È un'appreciazione della lingua. Bon, dopo avon sempre questo problema qua, no? Della lingua. Ma adesso de Donton n'altro arte. Tutti i migranti, sempre, no? O generalmente, già, tra quale una idea, un'ipotesi che anche a mio ho portato in questo studio qua, i migranti partono da una banda e arriva all'altro. Allora c'è un conflitto, si dice così, no? Entre due stati, lo stato di partenza e lo stato di arrivo. Invece i veneti gli anche tre, perché già essendo entro Venezia, che già c'è il problema con lo stato italiano, dopo ti porta in un'altra banda e c'è anche il problema con lo stato di chi arriva, no? E allora, qua abbiamo tre sorti di problemi. Una cultura veneta, una Italia che vuole italianizzare ai veneti e il Messico che vuole messicanizzare ai migranti, no? E qua vedo un esempio che fa il contrasto. Qua avevo una tessera, no, del partito fascista degli anni 30, degli anni 20, anni 30, perché negli anni 30 Mussolini manda tutta l'America Latina, no, a rappresentanti a far propaganda di zone delle colonie, no, per far vedere la nuova Italia, tutti questi altri qua. E dopo vedo anche qua un discendente, no, terza generazione di italiani in Messico che è il cantante di musica popolare messicana, no? Praticamente allo stesso tempo vedo come che uni era italianissimi e altri, possiamo dirlo, messicanissimi. Questo fa un shock, diciamo, entre l'identità delle persone, dei migranti. Allora, passalo che anche in Messico, no? Messico, dopo, quando arrivai i messicani, la società di partenza era lì con gli Steven, no? Ma dopo l'ha cambiata. Perché? Perché arriva negli anni 1910-1920 la rivoluzione messicana, no?
E allora parte della Revolución Mexicana era reivindicar quel posto là che la storia l'aveva negato agli indigeni. Allora, prima io voleva farli sparire perché diceva che i bianchi erano il motore del progresso, ma dopo, quando arriva la Revoluzione Messicana, allora adesso aspetta, vuol salvare la cultura qua che le deve sparire, e era quella dei nostri nonni, eccetera. Allora gli smenteghea tutte le culture dei migranti, no? Adesso, qui già se li star, no? Perché adesso vuol portare avanti la cultura del posto, no? Ya no più quella europeizzata o sì, o bianchida, se vuole dirlo così, e adesso vuol vedere quel di qua, no? E allora resta qua che Messico passa dalla xenofilia, che è all'amor, diciamo, ai stranieri, no? Alla xenofobia, che è alla paura ai stranieri. Adesso quel straniero vuol denegarlo, vuol dire che è male perché vuol riscattare quel che era qua locale, che era, se vuol rendere conto dopo tanto tempo che era meglio, no? Allora, pensate immigrante qua, che gli è quanto una colonia, gli era stati in mezzo, no? Praticamente. E bon, qua, tra la rivoluzione messicana, è stata una specie di battaglia, qua, questo è Cipilo, il paese, qua in fondo si vede, questo che vede qua è lo stato la città di Puebla, no? Che è una città grande, 4-5 milioni di persone, e questo è al paese di Cipillo, no? In mezzo ne sto colle qua, sta la montagna, ma Colesella, Cenin, e dopo tutto il paese si sviluppa, no, architettonicamente come che dalla montagna, no? Lui gli arriva, gli ha fatto le strade e gli ha fatto tutto come chi aveva capito o come chi lo fa in Veneto. Entro gli anni della rivoluzione, allora, genera sti qua guerrilleros qua, no? Chi voleva acciappare al paese perché ne ha tor al magnar, no? Il bestiame e anche qualche cosa, no? E allora i cipileni si difendere su questo colesel qua, gli ha fatto una specie di trincea, e tutta là, tutta un mito, onde che i dis, no? Che gli era sento veneti contro le fonti, uno di dischi era 3.000, un altro dischi era 7.000, non so quanti chi è, ma gli era tanti di questi guerriglieri o guerrilleros che io le acciappar al paese, no? Alla fine si difendesse perché aveva la maniera di fare la guerra, no? Entro la trincea tipo prima guerra mondiale e io vinto. Allora, questo anche fa un senso di comunità, no? Di difesa e di differenza con la popolazione locale. Questo è l'estate del 1917, che è l'anno che anche in Italia, nella prima guerra mondiale, la chi fa la guerra là sul Monte Grappa, dopo corriva i fascisti, negli anni 20, gli ha contato questa storia, e allora i fascisti gli acciappati gli ha detto, avete difendeto il vostro Colesel come che noi altri avevamo difendeto il Monte Grappa, no? E allora da là in avanti, sto qua si chiama adesso al Monte Grappa, e che nessun ansas del Monte Grappa italiano, che è una replica della Madonnina del Grappa, come quella che è in Italia o in Veneto, e lo ha messo qua, no? Allora, qua. Ma paradossalmente, far chiamare Monte Grappa o far stare qua, in mente di pensarsi all'Italia, e si pensa di più o il che tiende più al suo paese nuovo, no? Che lei adesso è quel messicano, questa battaglia qua, l'importanza è stata di difendere, non difendere una italianità, non difendere una cultura, ma difendere un paese che già letò e entro in Messico, no? E allora questo fa anche un'arte differente rispetto a altre colonie o altri posti. Ma che se può catar in altri esempi. Bon, allora desde qua parto l'idea della economia e il sviluppo produttivo locale, no? Che è interessante perché quando è che i migranti arrivano sempre a un posto, no? Viene due maniere di integrarsi. Al mercato dell'oro primario, che è onde che è quel ben pagato, no? Soprattutto quei che ha capital sociale, diciamo, o chi è studiato, chi è, non so, avvocati, ingegneri, eccetera. Allora, arriva come migrante in posto e arriva a ciappare posti dell'oro ben pagati, no? Quella è una maniera di arrivare o integrarsi a un posto.
la gran maggioranza dei migranti che non ha tanti soldi così si integra al mercato del lavoro secondario, che allora è praticamente lavorare nella fabbrica, lavorare nel camp, gli soldi, gli lavori mal pagati, ma le onde che gli è quasi tutti, no? Ma che è una terza maniera di integrarsi all'economia e al sviluppo produttivo locale, che non è né una né l'altra, è i negozi etnici, no? Questi anche si chiama i enclave o enclave etnici o negozi etnici, che le onde che i migranti i ben arte o i ben prodotti che i fa loro e che gli è per loro, no? Questa è la tipica negozio, si va vedere i film non so, all'italo-americano che vende i cannoli e li vende a altri italo-americani, no? In questo caso qua i negozi, quelli che vendono formai, quelli che vendono prodotti della carne, no? Salami, saladi, tutti quei arte là, e i li vendi qui a gente che li conosce e che li mangia, che gli è altri del paese. E allora quello è il fatto che non sia una integrazione diretta al mercato del lavoro primario, nel secondario, ma che si mantiene in mezzo, no? E allora, qua all'esempio, qua è una foto di una signora di qua del paese che la fa il formai e qua vedo una nonna che aveva l'allevamento delle vacche, no? Allora, praticamente quel che ha la vacca il diventa il formai, quel che ha il formai il diventa il formai, e resta sempre tutto serrà entro di sì. Se niente altri, no? Altri di fuori del paese, tipo, non so, della città di Puebla o di altri posti, iniziano a comprare questi prodotti qua, che sono prodotti etnici. E allora, il fa che no, al mercato del lavoro o che il lavoro non si è mal pagato, ma neanche che non si è ben pagato, è imposto come in medio. In tutto caso, l'ascendenza, no? L'assimilazione sempre le per in su ascendente, perché è sempre meglio del mercato del lavoro secondario. Si pensò, ho messo un esempio qua, ai migranti messicani o di Centro America che andà a lavorare in Stati Uniti, è più facile che si integri nel mercato del lavoro secondario e allora è più difficile che se fai fiori in dir, no? Qua quel che ha passato è che non si fa fiori, ma neanche non si fa più paretti, no? I restati come in mezzo. Poi, quello è stato, no, prima, no? Adesso, la che vedo qua, ok, che da un tempo per qua, soprattutto dagli anni 90 a qua, si comincia a cambiare le attività produttive. Già adesso le più poche famiglie che si dedicano a fare formaggio, a lavorare al campo, a avere delle vacche, e ogni volta di più la chi si dedica a fare i mobili, no? Ste fabbriche qua chi fa i mobili e allora tutte le famiglie praticamente adesso si dedicano a fare questi mobili qua che dopo li esporta in Stati Uniti o anche in Europa. Se qua vedo sta grafica qua, se può vedere come che al mercato del lavoro che è questo il print che vedo qua che è quel in bianco no, ecco, vedo qua al mercato del lavoro della trasformazione della industria, no? Si vedono un crescimento qua, quel che vedo qua è i salari, quel che gana la gente, e vedo come che negli ultimi anni ha sempre gli è andati per in su, perché quello vuol dire che la gente la lavora ogni volta di più in arte che la da vedere con l'industria e ogni volta manco della gente che ha da lavorare ente al campo, onde che il pago per loro è un po' manco. Questo è interessante perché qua vedo la località, no? o il paese, che sarebbe Cipilo, il municipio, perché Cipilo appartiene a un altro al municipio che è più grande, e lo Stato, no? Lo Stato di Puebla in generale. Vedo che la località qua sempre è più grande, no? del municipio ed è che in italiano sarebbe il comune. L'esempio di P rispetto agli altri, no? Allora, è interessante vedere questa grafica qua perché vuol dire che ogni volta dipendente
e non solo che non è dipendente, tanta gente entra nel paese e si dedica a queste attività qua. Bon, quella è un po' per farvi vedere, no? E allora questo mantiene anche una forma di vita differente, no? Perché all'aver dei più soldi, no? Per alto loro, tu puoi comprare anche gli arte di importazione, tu puoi comprare certi arte che ti asa mantenere anche una cultura, no? Che le potrebbe essere differente se non passa. Allora, qua vedo la cultura, qua allora, la caratteristica che è una di quelle più importanti, il Didenco, che lei vede come che si fa fondare un paese, no? Le famiglie le siamo tutte unite, ma anche in altre arti, no? Come il magnar, no? In qua con la polenta e i salati, gli uvi di Pasqua, no? E la lingua che è l'arte più importante che caratterizza questa comunità qua al Didenco. E questo la da vedere tanto anche come che si integra culturalmente. Qua vedo due esempi che è interessante. Questo è il tipico charro, non so se avete conoscete, il tipico messicano, no? Che fa che da cavalco, la corda, eccetera. E questo è una squadra di charros, ma tutti veneti, no? Tutti cipilegni e gli aveva fatto una sfilata. E allora è interessante. Vai, qua si vede qual curam, qual dis charros de Cipilo. Interessante perché sarà stata l'unico in la storia che squadra di charros che parla in Veneto. E dopo qua avevo un altro esempio che io direi educare le vale, no? Le voci. E allora anche qua è interessante perché si mantiene due arti allo stesso tempo. O sea, allora, questo vuol dire che è un'integrazione culturale del paese messicana, no? Ma si mantiene anche vive le tradizioni e la cultura al posto di partenza, no? Italia, no? Dopo si può vedere anche da come che si vestisse, no? Che hi ha il tipo di vestiti più messicano, ma i mantiene anche certa somiglianza con la forma di vestire anche veneta, no? Anche se studente qua non è mai stato in Italia e gli è sempre stati qua, e di qua sarà terza generazione e di qui sarà quarta generazione, no? Allora è interessante anche vedere questo. Sì, E è dopo, interessante perché anche qua abbiamo un fiasetto così che se la cultura veneta è la cultura del gaucho, no? ecco, ma quel che vuol dire qua è che non è un conflitto tra culture. Perfettamente questi che gli a cavalli saltano dopo i due voce e dopo quei che i due voci poi da suo cavallo a fare arte messicani, no? Non è mai un conflitto, quello è interessante da guardarlo in queste comunità qua come le nostre. Ecco, come la Vuatri col gaucho. Ottimo. Bene, di acqua di finison. Allora, qua dopo, l'interessante perché allora i Veneti che arrivano da Cipilo non si ha mai avuto rapporti con l'Italia, no? Pensai che la migrazione alla fine dell'Ottocento era una migrazione per sempre, no? Sendea e non era più maniera di comunicarsi, non era tanti non si aveva né scrivere, no? Non si aveva scrivere, però lettere non le mandava, non era maniera di comunicarsi col paese là. E allora, negli anni 80, un de qua Cipilo, che era prete, è andato a studiare a Roma, e la ripeta che non aveva da che ne ha, e nonni, no? Così. Allora, è andato là a Segusino, si è agattato col sindaco a Segusino, gli ha iniziato a parlare, gli ha visto che dopo 120 anni si evita avere la stessa cultura, no? Dopo 100 anni. Quella è un'arte interessante. Però dopo è stato questo paese qua, che è Segusino, che è donde la maggior parte delle famiglie, e gli inizi a Cipilo a capire che aveva passato qua dopo di tutto questo tempo qua, e gli ha capito che nella comunità praticamente tutti parlavano Veneto, tutti i feai arte come chi fia avanti il paese a Italia, in Veneto, e tutto qua, no? E allora gli ha fatto sto gemellaggio, che è stato i dis, quel con la rivedere si le vera, ma che è il primo gemellaggio di una comunità europea con una extraeuropea, no? Nel 1982, e allora la si collega ancora
questo paese qua segusino. E allora dopo dell'82 al Didenco sempre si è fatto scambi culturali quasi ogni anno, no? Dopo dipende perché degli anni che no, ma degli anni che sì, ma quasi ogni anno che n'è sempre qualche scambio culturale. È interessante perché si è fatto anche dei corsi, non so, per aggiornare in l'arte del formai, corsi per il falegname, no? Che adesso nella sta industria dei mobili. Allora, niente del Veneto che insegna a far meglio i formai, meglio i prodotti, eccetera, no? Dopo che ne Cipilegni che da là. Ho partecipato nel 2011, 10 anni fa, sono andato e ho fatto mi fai l'istruttore in tel Grest, in tel centro estivo là qui Tosatei, no? È stato come una specie di intercambio, onde che mi sono andato e ho stato là con una famiglia e intanto per pagare dire quel che sono andato a fare, l'aurei là con loro, no? E così. Interessante perché allora ho imparato tante arte è come una maniera di reculturalizzare, no? Perché tu andai alla terra, non detto nonni, ma detto trisnoni, no? Interessantissimo. E allora, beh, dopo ne ha fatto tanti arte così, Oviadi, anche, o di italiani che in Messico, da a vedere le piramidi, magari, e dopo istanti le case qua a Cipilo, e allora è interessante. Un'altra arte che da chi fa, adesso col Covid, si è fermato tutte queste attività culturali qua, si è fermato i viadi, e adesso gli devo fare dei murales, no? Allora i murales, che è un'arte tipica del Messico, non so se avete mai visto là, non so, tipo Diego Rivera o Siqueiros, ti muralisti qua. E allora adesso qua ci pilla chi fa dei murales e dopo li copia, li fa dei muri del paese e dopo l'ideale è copiarli e farli in il mur a Segusino. Allora è interessante perché te do posti del mondo, no? Diversi, le strade di sono pintate stesse. È un progetto che adesso gli devo portare avanti, gli devo farlo, non so se lo fai, lo finisci fando o che chi fai, ma l'idea mi pare interessante e bella. E così, allora, l'idea qua anche di ricollegarsi con le radici è interessante perché è stata una... se vuoi tornare a collegare non individualmente, perché se n'era qualche famiglia a dire che l'andea la Guinea, i rapporti familiari stretti, ma questa è stata una festa del paese, no? È stata tutta la comunità del Segusino e tutta la comunità del Cipilo che si è accatata come una gran festa e che se Vitton dopo dei 130 anni o dopo dei 30 anni del gemellaggio a sentirsi come parte del solco del paese, no? Di una gran famiglia. E questo anche aiuta, no? A mantenere sempre la cultura, no? Perché si impara nuove arti, eccetera. Dopo è interessantissimo quando è che a Segusino e tu arrivi alle case e ha tutti gli arte messicani, no? Che è una forte cultura messicana che non è niente altre parti del Veneto. Perché? Perché tu di quei che qua, no? Magari dei turisti, magari così, o che sono andati a parlare e tu le porta al tequila, al sombrero, eccetera, eccetera, allora Iliana è interessante anche guardare quello, no? Bon, e allora in conclusione, per il nostro megarghe, e che parleghi un po' anche a Watri, l'idea qua di come siamo in CNSCP, come è stata sta integración, esta asimilación segmentada qua de esta comunità veneta qua in Messico, la può capire per la forza dell'oro, no? Per fare la comunità, no? Tutti lavorando insieme, sempre pensando all'idea della comunità. Questo che vedo qua è lo stemma ufficiale di Zon de Cipilo, no? del paese, che lo ha fatto un de qua. El dis qua labor omnia vincit, no? Che vuol dire all'oro al vince su tutto, no? O il vince tutto. Dopo con qua Leon Veneto che ne fa pensare le radici venete sempre, no? Da chi è partiti. La Union, no? Il brat che si ciapa, che vuol dire la Union. Questo è l'oro del campo, soprattutto. E qua nella Chiesa,
che vuol dire la religione, no? Cattolica, manca la costruzione di un paese, no? Tirare su un paese. Allora, questo è lo stemma ufficiale di questo paese qua, chiama Cipilio. E allora la forza dell'oro è importante perché è stata quella che ha aiutato a fare la comunità, no? Dopo qua la importanza della lingua per l'identità. Qua la domanda la sarebbe che tanto se avremo mantenuto questo paese qua se non era stato per la lingua, no? Perché anche la lingua è un'arte forte identità e dice che la tua lingua è la tua frontiera, no? Anche, allora, al capirsi un con altri, no? Le barzellette, i modi di dire, la forma in che tu chiami arte, una forma di fare unione e di fare comunità, no? È importante per la identità. Quanto all'identità, anche vorrei dire in arte, che è una comunità che anche se la può essere due identità o tre identità, perché ne è quella de veneta, che è quella di base, quella forte, ma dopo che neanche quella italiana che l'è là e quella messicana che è forte anche quella, ma non le fa mai un conflitto, le può convivere tutte e tre insieme senza nessun problema, no? Dopo una comunità veneta che è sempre qua tra Italia e il Messico, quella interessante, no? Da vedere perché sempre le comunità, no? Tra il posto che le andai e onde che le arriva, sarei solo che tra l'Italia e il Messico, ma qua vuole anche che sia veneti, no? Una comunità che già entro in Italia ha un'identità particolare, no? E allora adesso de Donton altri due stati che io, come ti dicevo prima, un italianizzarla e l'altro messicanizzarla. E allora se c'è un'arte P, sarà un'arte unico, no? E proprio. E allora quella fa una cultura che è la Veneto cipilegna, no? Mi la chiama la cultura cipilegna, perché anche, non so, il Veneto cipilegna, ma quale idea è che quando è che ti domanda di dove che tu sei, onde che tu andai, sempre tu dici che tu sei cipilegno. Perché? Perché in Italia i dici messicano, no? E in Messico i dici italiano. Allora non tu sei italiano, non tu sei messicano, tu sei veneto, ma non sei veneto de Venezia, tu sei veneto de Cipillo, no? Tu sei cipilegno. Allora quella te fa anche che tu abbia una identità differente, diciamo, differenziata, che in tutto caso non vuol dire un conflitto, non vuol dire un'arte negativo, anzi è un'arte positivo perché al fa mantenere o il fa vedere come si può convivere con tre identità, con tre maniere di pensare, tre lingue, eccetera, eccetera, senza che ne sia nessun problema, no? Come che è sempre stata la storia, no, dell'umanità. Dopo, un altro arte le far politica, dir che de qua parlar, vuol parlare così, e de qua parla via, vuol parlare di un'altra maniera o vuol fare di un'altra maniera. Quello è l'invento già dello Stato moderno, più recente, ma prima la gente la poteva convivere tranquillamente con 3-4 culture e senza nessun problema, no? Qua l'arte è valutare questa forma di cultura qua che mi pensa, per quel che capisce anche da voi altri, che le tante somigliata, le nate somiglià, come che se la voi altri verso di un'altra storia, ma più o manco tutti questi elementi qua che ho detto, voi potete cattarlo entre le vostre comunità, entre i vostri paesi e con la vostra storia della migrazione e vedrete che le più o manco somiglia, cioè non le stesse, ma più o manco che tutti questi elementi qua che si può cattare e vedere come che è stata quella storia là, no? In altre parti sarà anche differente, ma questi elementi qua che vi ho dato al dire in co, si può capire meglio come che ha funzionato queste storie qua, no? Di migrazione. Che tra l'altro sempre si parla di migrazione e sempre si smenteggia che le storie fatte dei nomi e cognomi, no? La Maria, Beppi, che erano persone che sempre che le andava fuori di casa sua le andate in cerca di una meglio vita per lui e i suoi figli. E allora, quella lì più o manco quel che ho lei presentare stasera, qua vanno qualche le referenze, sì, dopo ave caro che le mandi o così. Capito, grazie Edoardo. E allora posso farti, scominciare a fare
le domande e dopo vedremo se altri vuole. La mia prima, sì, sono il dise, grazie Edoardo, la sei stata una fantastica, sì, proprio così, una fantastica parlata. E allora Edoardo, perché l'immigrazione veneta in Messico se ne sta fermata? Va bien. Le fermada porque, como que ahorita, cuál es coincidía mal con la migración, ya fa ste proe, no? Ya fa ste proe per vedere si l'andea ben. Dopo queste 7 colonie qua che vi ho mostrato, quasi tutte le si ha desfa entro i primi 10 anni, no? Tanti a scampà, tanti è morti perché li ha messi, non so, in mezzo alla selva, in mezzo posti che era più cattivi e Nantri, solo che Cipillo la sia come Mancenese, no? Ma dopo al governo l'ha perso l'interesse per evitare a chiamare migranti, starla a attendere, darghe le ferramente, perché noi scampi, no? Tutto questo. Allora, il sa da perdere e ne è stato, ovviamente che ne è stata tanta immigrazione, ma più bisogno di avventura, no? Del migrante che arriva a vedere che il cata. Immigrazioni qua tutte sono fatte per lo Stato, no? Come un progetto dello Stato e le ha smentecate. Per quello si è fermato a Cipilo. E Ok. praticamente quanto la colonia, che si è fondata come una colonia, dove sale in paese, arriva qualche italiano o qualche veneto perse per il Messico, no? Che arriva per altri motivi e gli è andati arrivando, no? Andì a mio cognome che è Crivelli, allora arriva alla un'altra colonia. Dopo nel 1890 via parlare, arriva qua a Cipilo, no? Da là in po'. Ma che era Veneto anche lui. Ma dir, siamo ce n'è sempre, quasi sempre le stesse famiglie. A te dimando anche, Edoardo, i Veneti che se andai in Cepilo, sapevi che feia parte di questo progetto del governo messicano? Tipo, avevi chiaro che era un progetto o no? Bom. Sì, era anche un progetto, il progetto messicano perché, beh, i messicani avevano fatto una specie di promozione, no? Anche i DIS, no? Che dopo i DIS, perché mi non eri là per sentirlo, ma che i disea che qua in Messico n'era tanto oro, no? Che i cavalli si ingambarea con l'oro, no? Che n'era i sas di oro, allora i cavalli si ingambarea con l'oro. Dopo quando gli arrivati no, non era niente, no? Boh, dopo i disea qua, i vecchi, non sapeva se è arrivato in America o in Africa, no? Che, che era tutto secco, non era niente praticamente. Allora, anche un po' così, no? Un po' che di inganni, un po' di voglia di andare via di casa sua, perché quell'anno là, 1881-82, che è stata un'alluvione, là in Piave, l'aveva inondata tutte le terre là e praticamente aveva perso tutto, quasi tutto, no? Le famiglie qua che aveva toccato migrare. Allora era anche un'opportunità, ma anche andare a cercare un po' di fortuna. Guardiamo adesso gli altri, voglio fare alguna domanda o no? Sì, sì, ho una domanda anche amico che posso fare, me la pago. Poi te puoi fare adesso. Ah, Eduardo, nel comizio della tua parlada ti ho detto una cosa interessante che è quello studio dove si dice che i migranti ancora sia in terza, quarta generazione e forse è almeno alcuni di loro è ancora in un senso immigranti perché porta la cultura e modi da essere, da dire, avanti così. E cosa pensi tu? Pensi tu che in questo secolo lei sta scominciando, nel secolo passato e adesso avanti in questo secolo lei sta scominciando una roba che gli ebrei dovrebbero fare da 2000 anni forse, che è culture dentro culture e mai che alcuni dei sovieti
e se diventa un'altra roba, diventa qualcosa del nuovo posto, solche, e perde totalmente la antica cultura. Bom. È interessante, ma sì, ecco, ma non è un'arte che sol che fai gli ebrei, no? No, tante qua. È un'arte che l'umanità lo ha fatto da sempre, dare un posto a un altro per qualsiasi motivo, no? Il problema è quando è che insegna a scuola o allo Stato, eccetera, che quello non può essere e che è mal, no? Allora quando è che ti insegna che quella è mal, tu lo vedi mal. E questo è un problema perché dopo porta a razzismo, porta a discriminazione, eccetera, eccetera. Allora, storicamente al mondo c'è sempre spostare da un posto a un altro, e sino altre persone, lo diceva l'altro di Alessandro, la storia di Venezia, no? È sempre stata una storia di un paese a porte aperte, no? Che quel che arriva là era veneziano perché lo lei essere veneziano, no perché ne era drio dell'un tutta un'arte etnico, linguistico, eccetera, eccetera. Allora, è quella la forza che ha portato avanti Venezia, no? Che si vedona anche in certo senso, è la forza che ha portato avanti gli Stati Uniti e in altri paesi. Il problema è voler capire che quella è mal, no? Quel che mi dico o quel che mi pensi. Allora, uno, non è mal, e due, neanche non è mal portare avanti la tradizione, no? Perché, no perché mi o no altri sono veneti o discendenti dei veneti, quel che si smentegone di tutto, perché adesso sono in Brasile, sono in Messico. Si pensò così, allora non esiste, non abbiamo qualche parlione, no? Ma all'arte che e te lo insegna come se fosse un'arte mal, che quella è importante capirlo. Non so se mi ho spiegato. Sì, se te che spiega Puito, grazie tanti. Perfetto, perfetto, anche a me ho capito. Agora una domanda anche a me. Il dice Marcos. Allora Marcos te può dimandare? Prima di tutto, complimenti per questa bella presentazione, Edoardo, Fernando, e anche per questa possibilità di integrazione tra i veneti in tutto il mondo. Mi do una contribuzione e anche una domanda. La contribuzione, Edoardo, la sé che mi ho visto che ti sei lì in Cepilo, dove si cata il Monte Grappa messicano. E mi sono qua in Ivorá, Rio Grande do Sul, dove si cata il Monte Grappa brasiliano. Allora, una roba interessante perché chi mi conosce, abbiamo 3 monti Grappa del mondo, forse qualche due ancora, ma non si conosce. Il Monte Grappa, il Monte Grappa là da San Can sono da Subel, che mi manca che là, in Messico. Mi tocca andare in quel del Messico, che mi piace tanto vederlo, e anche quel del Veneto. E noi quasi sta presto che iniziare la migrazione qua perché per i sassi bianchi se compagno piccolo ma con i sassi bianchi ha visto il Monte Veneto e anche la possibilità di portare qua non solo le persone ma anche il territorio e i nomi delle robe, il nome delle montagne per restare qui in casa, diciamo così. Ma la mia domanda in questi quasi 140 anni di migrazione veneta nel Messico, come sta la relazione della lingua veneta con il governo messicano? Perché qua in Brasile, quando della seconda guerra mondiale, avevamo un problema grande dove la proibizione di parlare non solo veneto, ma tutte le lingue foreste, tutte le lingue di migrazione, è una roba che ha, diciamo, fatto male alla cultura e anche a portare avanti la nostra lingua. Forse non aveva questa persecuzione, più gente parla un po'
questa lingua. E come si sta in Messico? Sempre si sta una roba pacifica, parlare veneto, rento, il paese Messico dove si parla spagnolo? Bon, sì, interessante anche questo il Monte Grappa là da Boatri. Ecco, un'arte che fa immigrante è sempre portarsi Dio anche i posti, no? E allora un'arte che come per contare che qua sono qua a Cipilo, no? Ma dei posti per attorno, che ne hai nome in spagnolo, no? Ma allora qua i cipilegni o i veneti di qua, li chiama, ma in Veneto, no? Tipo, in un paese si chiama San Luis, no? Luis in spagnolo, e qua dice Dona San Luigi, no? Che ne San Pedro e dice Dona San Piero. Allora, così tu porta il far che tu sia là in Veneto. Bon, e allora, l'interessante questa della parlata là entre la seconda guerra mondiale, perché qua, come che avevi visto, là, negli anni 30, anche qua è stata al fascio italiano di Cipilo, tutta questa storia dei fascisti, e dopo il Messico dentro la guerra contro i paesi dell'Asia, no? La Germania, il Giappone e l'Italia. E allora qua si rende conto le autorità messicane, no? La che parlavano degli anni 40, che era arrivati italiani, diciamo veneti, ma italiani nel 1882 e non aveva mai fatto niente per integrare a sta gente qua, no? Perché dopo 70 anni ancora era là, gli aveva tutti la camicia negra ed adesso era anche in guerra con quel paese là. E allora quel che gli ha fatto, invece di fare come le ha da Boatri, la proibizione di parlare la lingua, tutto questo, al governo messicano ha fatto una scuola qua a Cipilo, no? Ma se pensano che le prime scuole, no, che sono state qua, le state fatte per le moneghe figlie di Maria Ausiliatrice, che era soprattutto moneghe italiane, allora le insegna l'italiano, cioè tutta l'usanza italiana, vabbè, più che veneta italiana, no? Perché non era veneta, era più italiana, no? Ma più o manco le più somigliava alla cultura italiana a quella veneta, no? Che a quella messicana. Allora il governo vuole fare una scuola per che le nuove generazioni le perdesse la lingua, le perdesse la cultura e insegnare l'educazione messicana, non dir. Ma questo è stato, mi pare a me, già massa tardi perché là che parlavano di 70 anni dopo che gli arrivati, allora il governo si è interessato per educarli, diciamo. Già erano stati educati sempre con l'altra scuola. Allora quel che ha passato, in realtà non è stato... non è andata male in la guerra, ma gli ha solo che come ce n'è stinoccio, no? Che non fesse qualcosa, ma in realtà la gente qua era pacifica, non gli aveva mai avuto problemi, i laurea, anche che da loro hanno altre gente, allora è sempre stata una relazione buona in quel senso là, non è stata la proibizione di niente. A te fao la ultima domanda, va bene? Va bene. Edoardo, la variante di lingua veneta parlata da V, se è la stessa catata in cui il posto in cui sono partiti i vostri migranti in tel Veneto o no? Cioè, al dire in co? Sì, quasi in stessa. Cambia 2 parole, 3 parole, ma lei stessa. Così come che parla me, parla là. Ah, pulito, proprio così. Beh no? Che è anche interessante questo. Sì, interessante, sì. Così vi ringrazio un'altra volta tutti, in speciale il dottor Crivelli, che ci ha un fia in piso l'immigrazione veneta in Messico, ma anche in America Latina, perché lui ha parlato tanto su sta roba, e per noi nel Brasile è essenziale sapere delle altre comunità venete nel mondo e principalmente sapere che siamo via da soli, no altri. Così ti spero che vi piace questo di parlare e vi auguro una buona notte, se sentimo. Grazie tanto Fernando, Eduardo, extra buona la parlada, grazie tante, se sentimo. Grazie.
Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, Ciao. grazie a voi. Grazie. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte. Notte.